Ciao a tutti, sono Roberto Vivenzio, vengo da Scandicci e sono contento di avere un pezzo di me qui in Liguria. Ciao, io sono Claudia Ramirez, sono messicana ma ormai sono tanti anni che sono in Italia e sono contenta anch'io di aver trovato un pezzettino qui nella Liguria per noi. Matteo l'ho conosciuto tramite una ricerca, noi volevamo fare un investimento in Liguria e con piacere mi sono imbattuto nel sito della Fenice Immobiliare perché mi ha subito sinceramente attratto il modo in cui presentavano questi immobili, con uno stage particolare, la giusta illuminazione. A me mi ha colpito molto questa cosa rispetto anche a tutti altri siti di vendite immobiliari. Questo sinceramente mi ha davvero attirato. Abbiamo visto un immobile che ci piaceva molto, ho preso subito l'appuntamento e siamo andati a vederlo. Insomma, è stato tutto un servizio a 360 gradi che ci ha davvero entusiasmato. E la filosofia di questa agenzia a noi ci piaceva, perché insomma gente giovane, gente che ha voglia di lavorare, di venire incontro alle esigenze dei propri clienti, e ho detto guarda, a mia moglie ho detto proviamo a approfondire ancora il discorso con questa agenzia, con Matteo. E infatti abbiamo fatto l'offerta 2 giorni dopo. Sono molto contento di registrare questa mia esperienza perché, come vi ha raccontato anche Matteo nel suo video, i tempi sono brutti, sembrerebbero periodi non adatti a avere dei sogni. Ma quello che è importante è vedere oltre. Io e mia moglie e insieme a Matteo abbiamo scommesso su questa cosa e sicuramente ne raccoglieremo i frutti, come soddisfazione personale e anche reciproca, insomma. Una parte importante che io e mia moglie abbiamo notato è che un appartamento arredato, sistemato in un certo modo, sinceramente può davvero far interessare e innamorare le persone di quella casa. Sembrerebbe una cosa strana, una cosa assurda, ma in realtà una sistemazione di una stanza in un modo invece che in un altro, la luce in un modo invece che in un altro è indispensabile. Poi oltre a questo anche tutta la parte relativa all'assistenza burocratica, l'assistenza dei permessi, delle certificazioni, cose che noi insomma siamo molto all'oscuro di questa parte qui. Quindi avere una persona di riferimento, di fiducia che ti aiuta, questo rende il tutto molto più leggero, ti lascia soltanto il piacere di godere dell'iniziativa che hai fatto, ecco, e lasciare le cose più noiose, burocratiche a chi è di mestiere. Sì.